Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. La bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè e il suo autista. Il presidente dell'Ars Galvagno annuncia l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti. Le foto di Falcone e Borsellino negli scatti di famiglia alla vigilia dell'anniversario di Capaci, inaugurata nel liceo di Corleone, la mostra permanente dell'ANSA. La preside dice: siamo anche noi un simbolo della lotta a Cosa Nostra. All'indomani dei funerali di Giuseppe Ottaviano, trovato cadavere nella sua casa a Scicli, resta lo sgomento e la paura della comunità. I familiari invocano la verità sulla morte del quarantenne. Droga, dopo Palermo e Catania, allarme crack a Trapani, dosi a basso costo e consumo già dai 12 anni. Oltre 1000 le richieste di aiuto per le istituzioni, è necessario insistere nell'opera di prevenzione. Traffico paralizzato per ore a Catania, 3 gli incidenti sulla circonvallazione in viale Odorico da Pordenone, un furgone ha tamponato una minicar scaraventandola sulla corsia opposta. Manuela Ventura, protagonista femminile di Mascaria, il film TV diretto da Isabella Leoni, che racconta la storia vera di un costruttore di gela calunniato dalla mafia. Calcio, delusione Palermo, rosanero sconfitti in casa dal Venezia nell'andata della semifinale play-off. In Serie C stasera tocca al Catania che ospita l'Avellino per l'andata degli spareggi promozione, tutto esaurito al Massimino. Ancora ben trovati. La bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè, ma anche sul suo autista. Il presidente dell'Ars Galvagno ha annunciato l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti. Sentiamo Lorena Dolci. Finì l'America per tutti, commentava Maurizio Messina, l'autista di Gianfranco Miccichè, dopo l'attenzione della Guardia di Finanza all'auto blu utilizzata dall'ex presidente dell'ARS. Casa, chiesa e ufficio, non possiamo fare altro, sbottava. La preoccupazione emersa dalle conversazioni intercettate tradisce anzi per il GIP il tentativo maldestro di far apparire come corretto l'utilizzo personalistico dell'autovettura di servizio. Nell'inchiesta sono finiti 33 viaggi dell'Audi per gli scopi più disparati, visite mediche, vino, sigarette, per portare al politico la cocaina o fargli recapitare la pasta al forno dal ristorante dell'amico Mario Ferro, arrestato in una precedente inchiesta, ma anche per portare il gatto dal veterinario, accusa quest'ultima contestata da Miccichè, che dice anche di non comprendere il divieto di dimora a Cefalù. Condotte che per i magistrati integrano il reato di peculato, proprio l'accusa che intercettato Miccichè spavaldamente minimizzava. Sul peculato ce la possono. Era stato lui stesso a scoprire e denunciare un anno fa la presenza nell'auto di una microspia e a chiederne conto e ragione. Voglio scoprire chi mi pedina. Adesso è facile immaginare che fossero proprio le forze dell'ordine. Miccichè risponde anche di truffe e false attestazioni per avere confermato le emissioni inesistenti del suo factotum Messina, che avrebbe intascato 10.000 euro non dovuti. Sulla nuova bufera giudiziaria interviene il presidente dell'ARS. Al prossimo Consiglio di Presidenza porterò la proposta di abolire l'utilizzo delle auto di servizio per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. Il provvedimento quindi per la prima volta si applicherebbe al sottoscritto. Una norma già eliminata nel 2012 e reintegrata nella scorsa legislatura. Nel liceo di Corleone la mostra ANSA su Falcone e Borsellino, inaugurata al Don Colletto, resterà esposta in modo permanente. La preside ha dichiarato: siamo anche noi un simbolo della lotta a Cosa Nostra. Marco Gullà. Un simbolo della lotta alla mafia in un paese che deve lottare ogni giorno contro un'eredità che vuole cancellare. Corleone, questo è il liceo scientifico Don Colletto e a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci è stata inaugurata la mostra dell'ANSA L'eredità di Falcone e Borsellino. La mostra, attraverso le foto dell'archivio storico dell'agenzia, racconta la vita e il percorso umano e professionale dei due giudici uccisi da Cosa Nostra. Alcune delle foto, donate direttamente dalle famiglie dei due magistrati, li restituiscono nella loro dimensione più intima e privata. Quando mi hanno proposto alcuni mesi fa la possibilità di ospitare permanentemente un'esposizione come questa,
che si trova fino ad oggi soltanto all'aeroporto di Palermo e in pochi altri posti, io l'ho subito accettata. Sono stata veramente orgogliosa di poter prestare i locali del liceo di Corleone a questi pannelli che rappresentano un legame con il passato. La mostra documenta anche la forte presa di coscienza della società civile e la reazione dello Stato a seguito delle stragi, con l'arresto dei principali boss mafiosi, come vediamo da queste foto. Nel momento in cui ci siamo accorti 30 anni fa, all'indomani della strage di Capaci, che era necessaria una presa di coscienza di ciascuno di noi per poter realizzare un cambiamento in Sicilia, da lì è cominciata quella svolta che oggi ci ha portato a una presa di coscienza e a un cambio di mentalità. La Procura di Firenze ha emesso un avviso di garanzia per il generale dei Carabinieri Mario Mori, indagato nell'ambito delle inchieste per gli attentati di Firenze, Milano e Roma del 93. Dovrà rispondere di strage e associazione mafiosa con finalità di terrorismo internazionale ed eversione. Proprio oggi, ha fatto sapere Mori, il generale ha compiuto 85 anni. Per stroncare l'accettazione passiva del pizzo tra commercianti e imprenditori, la FAI, Federazione Antiracket, ha annunciato a Buongiorno Sicilia oggi iniziative legali di forte impatto. Ascoltiamo Paolo Terranova, presidente di FAI Sicilia. Purtroppo il numero delle denunce per le estorsioni sta diminuendo e si vede un po' in tutta la Sicilia che questo è dovuto anche a una sorta di convenienza da parte di chi paga il pizzo. Preferisco pagare per non avere ulteriori problemi, preferisco pagare per avere un maggior controllo del territorio da parte loro, per eliminare l'eventuale concorrenza, per recuperare dei crediti che non riesco più a procurare. Quindi si viene a creare una sorta di convivenza e commistione con chi ti chiede i soldi. La nostra intenzione è quella di costituirci parte civile al processo che la Procura di Palermo sta per intendere contro gli imprenditori che nelle intercettazioni hanno pagato, si capisce benissimo che hanno pagato l'estorsione, ma che non intendono denunziare il proprio estort. La mafia è anche nei colletti bianchi, la mafia è anche in borsa, ma non dimentica mai il controllo del territorio, perché il pagamento del pizzo è comunque un controllo del territorio. Adesso andiamo a Scicli, dove stanno andando avanti le indagini che riguardano la morte. Ricordiamo che si indaga per omicidio di Giuseppe Ottaviano, trovato cadavere nella sua abitazione. All'indomani dei funerali la comunità sicuramente riprende la sua vita, ma resta sgomento, ma anche la paura per altri possibili episodi. Veronica Barbarino. All'indomani del funerale di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato cadavere il 12 maggio nella sua casa di Scicli, la famiglia resta chiusa nel proprio dolore nella casa della zia in via Mormino Penna. L'abitazione in via Manenti, dove a lungo hanno lavorato i carabinieri del RIS, resta invece ancora sotto sequestro. Dopo le risultanze dell'autopsia si indaga per omicidio e la comunità, oltre che i familiari, si dicono sconvolti e chiedono di conoscere la verità. Le indagini sono concentrate sullo studio delle analisi chimiche e dei mozziconi di sigaretta, sui quali peraltro era stato trovato del rossetto. Amici e non sono stati interrogati più volte. Il sindaco conferma la preoccupazione rispetto alla vicenda. Lasciato molto stupore perché si conosce la famiglia, si conosceva il ragazzo, una famiglia per bene, una famiglia che è molto in vista nella città. Ma non è il solo episodio che ha turbato il tranquillo paese nel territorio ebleo. Nei giorni scorsi atti vandalici su auto e vetrine spaccate, un genere di criminalità a cui la cittadinanza non è abituata. La comunità che è molto allarmata per tutti questi eventi che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Il signor Questore, sia il signor Prefetto, sia le forze dell'ordine tutte si stanno adoperando e sono molto attive nel territorio e sono convinto che a breve ci saranno delle risposte. Andiamo a Catania per sfuggire alla polizia durante un controllo antidroga in via Capo Passero. Un 18enne con precedenti penali ha tentato la fuga salendo sui tetti degli edifici. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo trovandolo in possesso di 60 dosi di cocaina. Il giovane è stato arrestato.
tutto pur di avere i soldi per una dose. I giovanissimi assuntori di crack in Sicilia sono sempre più numerosi. L'ultimo allarme arriva da Trapani con oltre 1000 chiamate di aiuto in 15 mesi. Laura Spanò. Psicosi, stati paranoici, schizofrenia, aggressività e alienazione sono gli effetti del crack, stupefacente ricavato tramite processi chimici dalla cocaina, per il quale l'emergenza è ormai in tutta l'isola, Palermo e Catania in testa. L'ultimo allarme arriva da Trapani. Negli ultimi 15 mesi l'ASP ha registrato circa 1000 richieste di aiuto in più rispetto al 2022-2023, 400 nel distretto di Trapani, 300 in quello di Alcamo e gli altri distribuiti in provincia. Ed è soprattutto allarme crack, facilitato dal prezzo economico dei 5-10 euro a dose, con i consumatori che partono da 12 anni di età, giovani senza freno, pronti a minacciare familiari per avere il denaro per una dose. Il tutto in un processo che porta alla morte, mentre le organizzazioni mafiose si arricchiscono, una tendenza allarmante nonostante le numerose operazioni antidroga. La Regione ha stanziato in finanziaria 1 milione alle ASP in interventi per la prevenzione e il contrasto all'utilizzo del crack. La prevenzione infatti è l'unica arma contro questa droga, poiché non esiste un antigeno, ovvero un farmaco che annulli gli effetti dovuti alla somministrazione. Di questo si è parlato presso il Centro Sociale Peppino Impastato d'Erici, un incontro organizzato dal Comune e patrocinato dall'ASP di Trapani dal titolo "Il crack, un'emergenza sociale, un pericolo per tutti", un incontro per promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle droghe. Oltre 100 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti, molte anche le famiglie presenti assieme all'associazione di volontariato. È stata una mattinata di fuoco sulla circonvallazione di Catania, servivano nervi saldi agli automobilisti, sono stati 3 gli incidenti stradali che hanno contribuito a paralizzare completamente il traffico. Sentiamo Eva Spampinato. Sono le 8 del mattino quando un furgone tampona questa minicar che stava procedendo in direzione Ognina, la scaraventa sulla corsia opposta e inizia una mattinata di fuoco sulla circonvallazione di Catania. Siamo in viale Odorico da Pordenone e il traffico viene paralizzato per quasi 3 ore. 2 ore pieno. Da quanto tempo è bloccato? Da circa 2 ore. Da dove arriva? Da San Giovanni Calemmo. Il giovane conducente della minicar ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal 118, ma il carro attrezzi che doveva rimuovere l'auto è arrivato sul posto solo 1 ora e mezza dopo. Dalle 9:20 per fare un tratto di strada, dalle 9:20 è solo vergognoso. Per un incidente c'è tutta la circonvallazione bloccata. Così, insomma, io già sono 1 ora che ho fatto neanche 1 chilometro. Inevitabili le conseguenze su tutte le arterie stradali e sulla mattinata degli automobilisti catanesi, costretti a rivedere i loro piani. A quest'ora dovevamo essere sull'Etna noi. Dove dovevate andare? All'università. Alle 11 finiva la visita, adesso è un vero disagio per una scolaresca. E il pensiero corre subito al ponte del Tondo Gioeni. Non è la prima volta che un incidente o dei lavori stradali su questo punto della circonvallazione blocchino l'intera zona nord della città. Ci rivogliamo il ponte, è impossibile. Siamo ostaggio di una situazione allucinante. Intanto a peggiorare la viabilità sulla circonvallazione altri 2 incidenti avvenuti intorno alle 8 del mattino e tutti con feriti, uno all'altezza della rotatorio di Inesima e un altro in via Sebastiano Catania. E proprio nella giornata del caos, installati oggi alla circonvallazione di Catania 5 autovelox che renderanno il tratto più delicato dell'arteria stradale, dove ha perso la vita a novembre scorso la giovane Chiara Adorno, decisamente più sicura. Sentiamo Desiree Ferlito. Proprio nel giorno del caos alla circonvallazione di Catania, l'importante arteria stradale viene dotata di autovelox nel tratto che porta alla cittadella universitaria, il punto più critico della strada, dove spesso gli automobilisti superano il limite di velocità. Quell'attraversamento dove il novembre scorso ha perso la vita tragicamente la giovane studentessa Chiara Adorno. Sono 5 le postazioni fisse installate, ma non entreranno subito in funzione. Sarà il comune a comunicare i tempi di attivazione. A rendere la circolazione più sicura anche un semaforo T-Red, in grado di rilevare e fotografare le infrazioni in tempo reale, oltre un sistema che prevede nelle ore notturne un'illuminazione più intensa del tratto non appena scatta il semaforo rosso. Nessun collegamento tra il caos di oggi e i lavori per l'installazione degli autovelox, ha precisato il vice sindaco Paolo La Greca, raggiunto telefonicamente. Gli autovelox sono stati velocemente installati senza creare alcuna criticità.
Si attende dunque l'entrata in funzione dei sistemi di sicurezza stradale sulla circonvallazione, certi che nella giornata di oggi nessuno avrà superato il limite di velocità. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco con Manuela Ventura. Seconda parte di Sicilia 24, Manuela Ventura sarà la protagonista femminile in Mascaria, un film TV diretto da Isabella Leoni. Il film, in programmazione il 23 maggio, è legato, ispirato a una storia vera. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Eva Spampinato. Ci sono state moltissime denunce di imprenditori come lei negli ultimi mesi. La primavera di Gela, avrà sentito? È una storia vera quella raccontata da Mascaria, in onda il 23 maggio in prima serata su Rai 1. Una tragedia accaduta a Gela ad un imprenditore che da simbolo della lotta al racket dovette difendersi dalle calunnie dei suoi estorsori. Non lo faccio andare, signor giudice. Le gare d'appalto ero io a fargliele vincere. I soldi che mi davo ogni mese era quello che mi doveva per la mia amicizia. Il film TV, liberamente ispirato a una storia vera e diretto da Isabella Leoni, sarà trasmesso proprio in occasione della giornata della legalità. Per parlare di legalità e del costo umano che c'è dietro una scelta così importante e coraggiosa come quella che fa il nostro protagonista Pietro Ferrara, interpretato da un bravissimo Fabrizio Ferracane. L'attrice catanese Manuela Ventura interpreta Mimma, la moglie di Ferrara, una donna che con determinazione e comprensione sostiene il marito, con il quale lotta per la libertà negata e le ingiustizie subite. Raccontiamo anche gli aspetti più umani di questa vicenda, perché entriamo appunto all'interno della famiglia. Mascariare in siciliano significa tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile, in una parola calunniare. Nel caso di Mascaria il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara. Nel momento in cui parte una denuncia ci si trova davanti qualcosa di inaspettato. I mafiosi denunciati operano il sistema del mascariamento, cioè calunniano, infangano, e lui paradossalmente sarà costretto da accusatore a diventare imputato. Sarà veramente commovente anche vedere la relazione all'interno dell'azienda, il sostegno che il protagonista riceve. A volte mi sento come uno che corre troppo. E allora corriamo insieme. La Madonna delle Lacrime di Siracusa e il suo reliquiario, subito dopo il telegiornale, tra poco a Sicilia 24 Focus, la storia e i testimoni della lacrimazione del quadro del Cuore Immacolato di Maria. Ospite di Adelaide Barbagallo, Don Aurelio Russo, rettore del santuario, che porterà la teca con le reliquie, il dottore Franco Cirillo, testimone oculare della straordinaria manifestazione mariana avvenuta nell'agosto del 53, e la professoressa Marcella Marletta, direttore dell'Accademia di Ricerca Clinica, figlia del medico componente della commissione che analizzò il fenomeno. L'appuntamento dunque alle 14:30 su questa rete. Potrete intervenire con le vostre domande scrivendo un messaggio di testo al 342 7455 005. Ci fermiamo e subito dopo il calcio. Adesso il calcio e cominciamo con il Palermo sconfitto 1-0 dal Venezia nell'andata della semifinale playoff. Il servizio. Una partita equilibrata senza grandi emozioni, decisa da questo bel gol di Pierini. 1-0 per il Venezia al Barbera nell'andata della semifinale playoff contro il Palermo. Un successo, quello dei lagunari, che ridimensiona le ambizioni del rosanero e manda a casa delusi i quasi 33.000 che hanno affollato lo stadio. Al Penso, venerdì sera, nel match di ritorno, il Palermo, per passare in finale, dovrà vincere con 2 gol di scarto. Diciamo che, considerato il trend del Venezia in casa, ai rosanero servirà più di un'impresa. Difficile, però io credo che la nostra squadra abbia la possibilità di andare a vincere la partita di Venezia, ripeto, contro una squadra forte che ha due risultati su 3, però bisogna prepararla bene, bisogna crederci, bisogna trasmettere questo ai ragazzi, i ragazzi per primi devono crederci, perché oggi se la sono giocata alla pari e poi sappiamo benissimo che le partite sono a volte anche decise da episodi.
Una partita non esaltante, quella di ieri sera. Il Venezia ha giocato senza sbilanciarsi molto, attendendo il Palermo che dal canto suo, in diverse fasi della partita, è apparso rinunciatario e senza fantasia. La prima e forse più importante palla gol arriva sulla testa di Lucioni, che sfiora la rete nel primo tempo. Poi Diakité impegna Joronen con questo tiro deviato. Nella ripresa il Palermo parte forte, va alla ricerca del vantaggio che sfiora con questo missile di Ranocchia, palla di poco a lato. Ti aspetti l'arrembaggio dei siciliani spinti dagli oltre 33.000 tifosi, ma non è così. Al 17° della ripresa succede però quello che non ti aspetti. Pierini potrebbe cercare un compagno, ma non lo fa, tira in porta e trova la rete del vantaggio. Barbera gelato. Mignani mette dentro quasi tutti gli attaccanti, ma il motore dei rosanero si ingolfa. Si fa male Desplanche, probabilmente salterà il match di ritorno. Nel calcio tutto è possibile, ecco perché il Palermo deve e può ancora credere all'impresa, ma obiettivamente in questo momento il Venezia sembra già pronto al check-in per la finale playoff. Data della seconda fase nazionale dei playoff, promozione. Si gioca questa sera alle 20:30 davanti a un Massimino dal tutto esaurito. Il servizio. L'adrenalina è salita ancora di più nelle ultime ore. Catania Avellino è la partita che può dare una svolta alla stagione dei rossazzurri. L'andata del secondo turno nella fase nazionale dei playoff infatti è in salita e forse proprio per questo è quella più importante. Avellino favorito, Catania che deve inseguire, deve vincere, deve fare meglio nel doppio confronto per annullare il vantaggio della miglior posizione in classifica che la squadra di Pazienza può gestire. 23 convocati, c'è Salvatore Monaco, non Curado e Peralta, comunque dato in fase di recupero. Zeoli riparte da qui, anche se giunto alla terza partita in 8 giorni sembra intenzionato a modificare qualcosa nella formazione di partenza. Il modulo invece, il 3-5-2, non muterà. Noi dobbiamo avere la voglia, il coraggio di affrontarle, poi se nel cuore ci metti più cose, questo cuore diventa più grande e ti permette di fare anche cose che tante persone, tanta gente non crede. Monaco, Quaini e Castellini dovrebbero comporre il trio difensivo, in mezzo Welbeck con Zammarini e Cicerelli, più larghi Buà e Celli, in attacco Ciance e il ritorno al primo minuto di Di Carmine. C'è tra i convocati pure Sturaro, anche se le sue condizioni non sono delle migliori. L'avversario è un Avellino che ha saputo conquistare e difendere il secondo posto, ha in attacco Patierno che è garanzia di gol e pericolo, uno stile di gioco ben definito. Tra i convocati di Pazienza che predica umiltà invece torna Vareia dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio destro. L'unico indisponibile è Benedetti. Calcio d'inizio alle 20:30 in un Massimino che si preannuncia ancora una volta sold out. Arbitra Crezzini di Siena che ha 2 precedenti con il Catania entrambi favorevoli. Il 4-0 esterno in campionato contro la Casertana e il 2-0 casalingo al Pescara nei quarti finali. Telecolor ha programmato 4 ore live con diretta stadio per seguire Catania Avellino. Dalle 19:30 collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. È tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi lascio al nostro Sicilia 24 Focus, buon pomeriggio.